Prego, consigliere Zanoni. Numero 92, Presidente. Sì, punto 4, va bene. Allora, qui si tratta di uno dei tanti casi che ogni tanto balzano nelle cronache locali per quanto riguarda fenomeni di infiltrazione mafiosa in Veneto. In questo caso gli uomini della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno notificato un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Pierluigi Del Ben, 74 anni, titolare del negozio di abbigliamento Del Ben 3 di Monasteri, in provincia di Treviso. Il 9 novembre anche la manager dei magazzini Del Ben 3, Cosima Gigantiello, è stata raggiunta dal medesimo provvedimento nella propria abitazione di San Biagio di Callalta per bancarotta fraudolenta. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che gli inquirenti stiano verificando il percorso di ben 11 milioni di euro usciti in modo illecito. La società aveva sostituito la Neblad dal Ben 3 e tra gli indagati risulta anche Paolo Signifredi, già in carcere, che è attualmente il centro di indagini sulle infiltrazioni dell''ndrangheta tra Reggio Emilia, Brescia e Mantova. Signifredi, 51 anni, residente a Tolmezzo, ha ricevuto una condanna per riciclaggio nel maggio 2013 ed è stato arrestato assieme a Massimo Ciancimino, figlio del boss Vito, per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Quindi vediamo che ci sono degli intrecci tra imprenditoria locale e appartenenti e condannati anche per attività mafiosa a livello locale. C'è forte preoccupazione in Veneto, poiché nella nostra regione ormai da anni vi sono evidenti circostanze che dimostrano una presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale. E nonostante l'importante lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, questo grave fenomeno continua a manifestarsi in modo crescente. Quindi la domanda era: che cosa sta facendo la Giunta per contrastare questi fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata in Veneto, ma soprattutto che cosa sta facendo per l'applicazione della legge 48-2012 sui contrasti alle infiltrazioni mafiose, della quale molto spesso ho parlato in quest'Aula. Grazie. Grazie, prego Assessore Corazzari per la risposta. Grazie Presidente. Preliminarmente va dedotto che la competenza nello specifico contesto di politica e sicurezza si inseriscono nel solco di un'azione che è certamente necessaria e trasversale rispetto alle materie costituzionalmente attribuite alla Regione. Tuttavia, l'assetto delle materie, così come costituzionalmente delineato, esclude che si possa immaginare una competenza diretta delle Regioni tutte in ordine al contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, non essendo annoverabile un ruolo immediato e diretto delle stesse, come ricavabile dal complesso delle molteplici fonti del sistema di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. In sostanza, il ruolo della Regione non è e non può essere quello di svolgere attività preventive, investigative e repressive proprie degli apparati di polizia e dell'autorità giudiziaria. Essa infatti può esclusivamente svolgere azioni di prevenzione e contrasto in quanto intese come alcunché di diverso rispetto a quelle esercitate dagli atti summenzionati. In sostanza, il ruolo regionale, così come positivizzato dalla legge regionale 48-2012, è finalizzato a integrare le azioni e a far interagire i diversi attori istituzionali, incluso la società civile, sul piano della sensibilizzazione, della formazione e della condivisione di buone pratiche amministrative, al fine di creare una barriera difensiva che consta appunto di attività di prevenzione sociale di carattere complementare, utile nel creare corpi sociali di resistenza, una vasta alleanza tra soggettività, un'interazione tra attori istituzionali e società civile per svolgere il concreto ruolo di antimafia sociale in guisa da eliminare o comunque ridurre sensibilmente i fattori sui quali le mafie possono trovare appiglio anche in territorio veneto. Da qui, ad esempio, la partecipazione concreta e fattiva della Regione ad avviso pubblico, enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Fatta questa doverosa premessa, si elencano le attività poste in essere dall'amministrazione regionale. Con DGR 1026 del 18 giugno 2013, oltre a concretizzare l'adesione ad associazioni a avviso pubblico, enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, la Giunta ha
procedimentalizzato il percorso per rendere operative diverse disposizioni contemplate dalla legge, individuando altresì, giusto il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 19, la struttura di coordinamento e monitoraggio. In tale quadro si è provveduto ad informare tutte le strutture regionali, le cui risposte e proposte sul punto di attuazione sono enucleate nella DGR 1140 dell'1/7/2014, cui si rinvia per il dettaglio delle iniziative ad oggi in corso di esecuzione. Gli interventi progettuali riguardano l'utilizzo dei beni confiscati, i protocolli di legalità in materia di appalti pubblici, l'educazione alla legalità, gli interventi a prevenzione delle fattispecie di contraffazione. Inoltre, con delibere 1094 del 3/10/2013 numero 451 del 4/4/2014 è stata approvata la convenzione tra la Regione del Veneto, ANCI Veneto e Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, accordo realizzato a implementare l'attuazione della legge, in particolare quanto disposto dall'articolo 10 della stessa, attraverso un vero e proprio piano formativo al cui interno sono altresì contemplate attività di informazione e comunicazione rivolte agli amministratori pubblici e alla cittadinanza. Per un altro verso, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 48/2012, con delibera di giunta numero 1976 del 28 ottobre 2013, previa acquisizione del prescritto parere della competente commissione consiliare, sono state individuate le modalità per le procedure di attribuzione del premio legalità e sicurezza. Sul versante della prevenzione dei tentativi di filtrazione del settore nei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, in data 7 settembre 2015 occorre peraltro ricordare che la Regione Veneto ha rinnovato il protocollo di legalità con le prefetture del Veneto, l'UPI e l'ANCI Veneto, includendovi indicazioni atte a contrastare l'incidenza dei fenomeni corruttivi. Infine si rammenta che la specifica politica di cui all'invocata legge regionale è inserita nel DEFR 2016-2018 e pertanto l'impegno assunto dalla Giunta per il triennio di riferimento è conclamato e, in uno alle attività già poste in essere, denota l'intenzione di procedere all'ulteriore sviluppo nell'attuazione delle disposizioni della legge regionale 48/2012. Grazie Assessore. Consigliere Zanoni per esprimere la sua soddisfazione. Sì, Presidente, no, bene che ci siano tutte queste attività in essere. Diciamo che a mio avviso non sono sufficienti. La struttura attualmente dedicata in Regione a seguire questo comparto, questa attività, l'implementazione della legge 48 del 2012, a mio avviso resta carente. Abbiamo avuto più volte delle audizioni anche in quarta commissione sull'applicazione di questa norma ed effettivamente non c'è quell'impegno, a mio avviso, necessario e sufficiente sia in termini di risorse ma anche di volontà politica per affrontare al meglio questo fenomeno, che ricordo è un fenomeno che va a pregiudicare anche quello che è il tessuto economico, perché soprattutto in periodo di crisi e soprattutto in periodo nel quale sappiamo tutti benissimo è difficile accedere al credito, le infiltrazioni mafiose trovano un terreno molto fertile e non c'è, a mio avviso, una risposta proporzionale a quello che è invece questo pericolo, un pericolo che i fatti di cronaca ci dicono, i sequestri di beni dei mafiosi nella nostra regione ci dicono. Credo sia ancora sottovalutato, credo ci siano ancora dei passi da fare. Adesso c'è appunto anche il bando sul BUR per quanto riguarda la richiesta di candidati per l'osservatorio. Ringrazio appunto anche l'ufficio di presidenza che anche su sollecitazione della nostra commissione ha aperto questo bando per 5 candidati per l'osservatorio sui crimini mafiosi in Veneto. Quindi sicuramente molta strada da fare, non è facile, però io auspico maggior incisività da parte della Giunta regionale. Grazie.